Amici bentrovati, guardate dove vi ho portato. Oggi siamo a Sassari, a Predanieda, ma non è importante. Il fatto è che oggi si svolge il primo contest di barbieri, cioè oggi la barba è tornata di moda. Ecco, qua si sono radunati i migliori barbieri della Sardegna che parteciperanno ad una gara. È davvero una cosa interessante perché non la vedete tutti i giorni. Guardate, da qua si comincia e sapete come? Così. Guardate loro con i baffetti addirittura, perché i baffetti? Io li porto tutto l'anno perché ormai vanno molto di moda. Donna baffuta sempre piaciuta. E il mondo sta cambiando, il mondo sta cambiando. Marco Spano, come ti è venuto in mente di organizzare un contest del genere? A questo punto la manifestazione direi come mi è venuta in mente. No, ci stiamo divertendo tantissimo. Tu non ti aspettavi, secondo me, un successo così clamoroso? Guarda, noi siamo partiti pian piano cercando di creare una data a zero, perché questo vuole essere un punto di partenza per qualcosa magari di molto più grande, chi lo sa. Non mi aspettavo però tutti questi numeri. Venite, così vedete l'evento come se foste qua. Eccolo là, si saluta. Allora, ci avviciniamo. Dov'è la gara? Qua dentro. Aio, che vediamo cosa succede. Però qua è difficilissimo vedere, perché la gente è tanta. Ah, devo girare a destra, mi suggeriscono di girare qua a destra. I concorrenti di questo primo turno si affrettino a raggiungere Tony's Corner. Come si svolge la gara? Abbiamo un'ora di tempo e dobbiamo fare barba e capelli. E come si vince però? C'è una giuria, sono 4 giudici che giudicheranno, tra virgolette, cioè giudicano. Stasera di fare un caloroso e bellissimo, rigoroso applauso ai nostri giudici che stanno per raggiungerci. Sassari, fashion blogger, hair model e Alberto Masala, insomma, lo conosciamo. È chiaro che la crescita dell'arte della barberia e della tendenza nell'avere una barba curata, folta, ha dato speranza a tutte quelle persone che per un motivo o per un altro nella vita non hanno avuto modo di prendersi cura dei loro capelli da un certo momento in poi. Questa non è una semplice moda della barba, questo è un vero culto. Sì, assolutamente, è un culto perché ci vuole tanta cura, tanto lavoro per poter mantenere una barba comunque bella, nel senso non tenere una barba grezza, una barba che non abbia una vera forma. Dietro c'è tanto lavoro, tanto impegno da parte dei barbieri e soprattutto anche da parte dei clienti che hanno voglia di farsela crescere. A questo punto il barbiere fa la differenza in una barba bella o brutta? Assolutamente sì, fa molta differenza perché c'è un barbiere bravo e un barbiere non bravo. Sicuramente un barbiere bravo riesce a valorizzare molto di più i vari tipi di barba, le particolarità della barba di ognuno, fare un lavoro sicuramente a un livello superiore rispetto a un barbiere magari meno portato. Ma alle donne non dà fastidio la barba così lunga? No, è una leggenda metropolitana perché alla fine alle donne piace. Si lamentano tanto, punge, però quando si raggiunge un livello di barba una certa lunghezza diventa anche morbida, diventa anche simpatica comunque da toccare, a giocarci alla fine, la apprezza. Buona gara. Grazie. Come mai tante donne a una gara, a un contest di barbe? Chissà perché. Perché tante donne a un contest di barbe? Ah, il fascino della barba. Vedi, ormai la barba ha il suo fascino. Prima era il muscolo, poi il tatuaggio, adesso la barba. Vero, così? Cioè, adesso è passato il muscolo, il tatuaggio, ora affascina la barba. Sì.
signora dice che la nuova moda adesso, il nuovo fascino è la barba, per la barba. Infatti è vero. È vero. Dicono. Fa fascino. Dicono. E a lei le fa fascino? No. Sì? Sì. Ma sono cambiati i tempi, vero? Vero, vero. Prima piaceva il ragazzo sbarbato, adesso. Vero, vero. Sono cambiati. Ma come mai così tante donne ad un contest di barbe? Siamo proprio Affascinante. affascinate da tutto ciò. Ma veramente? Cioè ormai fa fascino la barba lunga. La barba curata, il prendersi cura proprio della persona. Questo è bello, sì. Mi piace. Come è bello per noi, è bello anche per la figura maschile. Subito a sinistra, Giovanni Serra. No, non sei tu. Signor presentatore, guardi qui. Se tu leggi qua, sei pure cieco. Ok, ho visto tanta barba stasera, mi sono abbastanza demoralizzato da solo. Ok, Marco Zara. E il suo modello Alessandro Canu. Il risultato della prima manche di questo concorso, mentre la giuria osserva attenta il risultato di quest'ora di lavoro. Ma scusate amici, ma dice che vedi, tutti fissati con la barba, ma dice che ormai fa fascino per la barba lunga, no? Sì, no, ma io l'ho fatta proprio stamane, mannaggia. Però è vero, io non vado più di moda così ormai. Sì, ma tu un pizzichino ce l'hai. Qualcosina. Basta poco. I concorrenti in gara che saranno chiamati per il prossimo turno sono invitati e richiesti all'interno del barbershop Vintage Tour. E in questi prossimi 10 minuti prepareremo lo spazio per la seconda manche. Vedi che chiediamo a qualcun altro. Scusami Andrea, io sto facendo un piccolo sondaggio. Le donne ormai sono attratte dall'uomo con la barba, tutte così mi rispondono. L'uomo barbuto è sempre piaciuto. È vero, quindi è sempre stato così. Noi ci prepariamo per la seconda manche. Giovanni Serra, Matteo Di Falco, Salvatore Ranazzo e Davide Mura e ai loro modelli. Ormai fa fascino avere la barba lunga, le donne sono attratte dall'uomo con la barba lunga. È vero perché è una novità. E quindi, insomma, non essendo abituati, si sa che tutte le cose un po' diverse dal solito attirano. E quindi io sono fuori moda adesso. Abbastanza. Bisogna rimediare, cominciamo dai baffi, ecco, cominciamo dai baffi e poi andiamo avanti. Allora inizia la seconda manche. Ah, guarda, lui sì che è barbuto, fermo! Scusami, tu eri uno dei protagonisti. Dice che l'uomo con la barba ormai fa un fascino incredibile, tutte le ragazze me lo stanno dicendo. Beh sì, diciamo che non solo alle donne, diciamo che generalmente è diventato quello che è uno stile. Ormai è uno status symbol. Esatto, anche perché se le barbe ritorniamo indietro nel tempo che fu, comunque negli antichi romani e greci le barbe esistevano sempre. È diventato un accessorio che adesso rende sempre più elegante l'uomo, quindi non è una... Però è complicato avere la barba lunga, tu sei ancora a metà strada, però... Sì, io non sono uno degli amanti delle barbe molto lunghe, però diciamo che c'è dietro l'aspetto, una coccola, un trattamento che è quello che fa nuovo. Cioè ritorniamo a guardarci allo specchio, ritorniamo comunque a toccare il nostro viso. Signore e signori, via a questa seconda manche, l'ultima di questo primo Sardinia Bird Contest, organizzato, ideato e ospitato da Spano Beauty. Vi chiedo di fare un bellissimo applauso a tutti i concorrenti e do il via a questa seconda manche. Abbiamo trovato un precursore della barba lunga. Ciao a tutti! Perché tu la usavi in tempi non sospetti, non ora che è facile. Guarda, io ti dico la verità, forse sarà già un 15 anni che ho la barba lunga io, già da quando abitavo fuori io avevo già la barba, arrivato a Milano, diciamo che ho trovato altra gente come me, ho detto forse non sono l'unico che ha la barba lunga. Adesso invece si usa anche qua. Sì, adesso è tornata di moda, si sta riscoprendo finalmente
il gusto del vintage, il gusto di andare di nuovo dal barbiere a farsi coccolare, a farsi massaggiare, tutto quello che riguarda il mondo della barberia in sé, dalla rasatura al massaggio, il panno caldo, tutto questo mondo che un po' si era perso nel corso di questi anni. E l'uomo oramai si vuole coccolato, non è più solo la donna. Diciamo che l'uomo sta riscoprendo il piacere delle coccole, anche se dal barbiere, però sta riscoprendo il piacere di farsi coccolare. Avere la barba così lunga è complicato, cioè c'è una cura dietro, tutti i giorni. Ogni giorno Cosa si fa? Che io sono disinformato. di tutto, si fa di tutto, dal semplicemente trattarla con dei prodotti particolari a, non lo so, magari per chi se lo fa da solo a casa, darsi una spuntata, sistemarsi, perché ovviamente è soggetta, specialmente in periodi tipo estivi o invernali, o troppo caldo la rovina, o troppo freddo, insomma, tende a formare doppie punte o cose comunque la danneggiano, insomma. E poi balsamo e pettinarla. Balsamo e pettinarla. Cioè, anche lì diverse teorie, c'è chi preferisce la spazzola, c'è chi preferisce il pettine, però fondamentalmente le cose migliori sono quelle naturali. Mi spiace, però per questo contest non ci sono discriminazioni sessuali, quindi Ilenia Secchi da Oslo e Andrea Rinaldo. Ma io pensavo i barbieri fossero solo uomini. Assolutamente no, oggi anche al femminile. Ma dai, questa mia è nuova veramente. No, no, è bellissimo. Ma tu sei di Sassari? Io ho un negozio a Ossi, un salon parrucchieri, sì. E vengono tanti uomini a farsi la Ho barba? tanti ragazzi che iniziano a venire, sì, perché comunque insomma c'è una postazione dove ho una bella poltrona, dove comunque li coccolo, massaggio, rasatura, insomma mi piace, è bello. Anzi ti dirò che forse è un business meglio dei capelli, perché la barba va curata spessissimo. Assolutamente sì, noto che oggi l'uomo è molto attento. Ma a voi donne piace quest'uomo così attento? Sì. Allora, tanto attento no, però una via di mezzo, comunque la barba sa di selvaggio, no? Quindi sa di uomo, non è diciamo straperfetto, diciamo che non devono esagerare. Brava. Okay? Il minimo, sai quel peluzzo in più da tagliare per perfezionare, basta. Io non so chi abbia vinto, però non è questo l'importante è aver passato un pomeriggio diverso, carino, aver scoperto questo mondo della barba lunga che è in totale espansione e credo che sull'argomento torneremo perché vedo che c'è tanto interesse. Saluti e baci.